Innanzitutto a lei per aver accolto stamattina qui in chiesa passato al Museo di Piano la copia e grazie al Presidente Generino perché l'idea di collocare di questo manufatto in questa sede è della dottoressa Generino. Una bella idea. È stata un'idea fantastica perché finalmente lei ha avuto l'intuizione di dare una degna sede a un'opera che è unica nel suo genere al mondo. Riso World Italia è nata il giorno 5 di febbraio di quasi 20 anni fa e quindi da sempre la nostra associazione è stata affidata alle cure di Sant'Agata e quindi aver realizzato un'opera del genere grazie ad Agata Consoli che è campionessa nazionale di cake design ma ha coinvolto anche il gruppo delle palermitane, quindi la Sicilia si è riunita, Palermo, Catania e Messina insieme, quindi lei ha poi coordinato questo lavoro. È stato intenso il restauro, perché le condizioni di umidità, anche le condizioni di vibrazioni e ovviamente gli agenti naturali avevano un po' compromesso la staticità dell'opera. Adesso è nuovamente nel suo splendore, io Agata di questo ringrazio te, tutta la famiglia e quanti con te hanno lavorato per riportare la nostra bella Sant'Agata qui e soprattutto ci auguriamo che questa riproduzione serva a riavvicinare alla fede quanti la vedranno, quindi il poter avvicinarci e poter avere un pensiero per Sant'Agata significa anche un momento di preghiera e di comunione con il Signore, quindi avremo raggiunto il nostro scopo. Grazie. Grazie. Perché è unica quest'opera? Perché è stata realizzata da donne, quindi oltre ad essere realizzata solo da donne, quindi come tributo e omaggio a Sant'Agata, è stata realizzata anche con un dispendio di ore di lavoro singole e collettive di circa 5.000 ore. Ecco perché ci sono tutti i requisiti per poter chiedere il Guinness World Record. Quindi in questo pannello ci sarà la possibilità di visionare il filmato, tutta la galleria fotografica, compreso poi il restauro, perché ci sarà una sezione restauro, e poi soprattutto dare la nostra gratitudine a quanti hanno partecipato